Inutile e indeterminato, così bolla al referendum per l'autonomia del Veneto il capogruppo del PD in Consiglio Comunale a Treviso Giovanni Tonella, dimostrando la profonda spaccatura all'interno dei democratici sul referendum nonostante gli appelli all'unità della segreteria regionale. L'invito di questa parte del PD agli elettori è quella di restare a casa il 22 ottobre, di astenersi dunque per non dare forza alla consultazione. Mi sembra un referendum assolutamente inutile e assolutamente indeterminato. Io non riesco a capire oggettivamente perché si perda così tanto tempo. Nel 2007 c'è stata una delibera regionale che chiedeva al Presidente della Regione Veneto di iniziare la trattativa con lo Stato per sviluppare maggiore autonomia. Nel 2007, adesso se non sbaglio siamo quasi al 2018, quindi se non sbaglio sono passati 10 anni. A me pare che si stia perdendo solo tempo. Tonella rimarca la necessità di aprire la trattativa con lo Stato. Che si inizi la trattativa su delle competenze specifiche su cui si fa l'analisi costi-benefici, che si faccia qualcosa, invece mi pare che si facciano proclami, chiamate alle armi inutili.